spinta a terra sul bus 7 a Chirignago per un biglietto irregolare, la violenza da un dipendente di una cooperativa che lavora in subappalto, sempre per ACTV. I dipendenti del Fondaco dei Tedeschi hanno dichiarato lo stato di agitazione e sono pronti allo sciopero se non ci saranno aperture da parte delle proprietà. La lotta paga, così i lavoratori in appalto alla centrale Enel di Fusina, che dopo il corteo di ieri lungo la Romea hanno avuto le sperate rassicurazioni, riceveranno lo stipendio di novembre e la 13ª. Auto danneggiate, nuovi furti lungo il Salese, la disperazione di una famiglia la cui unica auto completamente distrutta dai ladri è quella che viene utilizzata per una persona disabile. Comune di Santa Maria di Sala commissariato è Paola De Palma, la nuova commissaria con i poteri del sindaco fino alle prossime elezioni, nuovo stallo dopo lo scandalo Fragomeni. Messa del Santo Natale del Patriarca in carcere con i detenuti del Santa Maria Maggiore, tra i segni di speranza e grande amore per le nuove prospettive di vita. Gli albergatori veneziani puntano tutto sul Capodanno per un sold out stellare. La città già prenotata fino a Natale attende il tutto esaurito per i veglioni di fine anno. Buonasera, bentrovate, bentrovati, edizione di Venezia dei nostri telegiornali. Cominciamo subito con le notizie, la cronaca. In primo piano, lo avete sentito anche dai nostri titoli, una controllora della CTV aggredita e spinta a terra sul bus 7 a Chirignago per un biglietto irregolare. Nuova aggressione ai danni di un dipendente a CTV, stavolta una donna aggredita a Chirignago a bordo del bus numero 7 nel pomeriggio di mercoledì 18 dicembre corrente, aggredita perché doveva emettere una sanzione pecuniaria. L'aggressione perché il biglietto non era conforme al titolo di viaggio previsto, da qui prima il parapiglia con le offese e le parole pesanti nei confronti del controllore donna, poi la vera e propria furia fisica con l'aggressore che l'ha spinta violentemente a più riprese contro le pareti e le porte del bus davanti ai tanti passeggeri presenti, terrorizzati e attoniti al contempo. Il soggetto è andato in escandescenza e c'è stato un alterco. L'autista ha fermato l'autobus, ha chiesto soccorsi, sono arrivati sia il 118 che le forze di polizia che poi hanno provveduto a fermare e identificare il soggetto. L'aggressore è un dipendente di una cooperativa sociale di cui ACTV si serve in subappalto per alcuni servizi accessori come quello dei presidi dei Pontile Venezia. Quindi definirlo collega è un po', diciamo così, una forzatura allargata in questo senso. Poi è un lavoratore anche lui, bisognerà capire qual è stata la dinamica, ma certo che un'aggressione non può essere mai giustificata. Ora la dipendente ACTV aggredita si trova a casa ancora in stato di shock, così i colleghi che l'hanno sentita in infortunio sul lavoro. Nelle prossime ore a Venezia, in prefettura, l'importante incontro col prefetto Darcopellos per la firma e la stipula di un protocollo sulla sicurezza dei lavoratori del trasporto. Tra le forme di repressione previste anche il DASPO. I dipendenti del Fondaco dei Tedeschi hanno dichiarato lo stato di agitazione e sono pronti allo sciopero se non ci saranno aperture da parte della proprietà. Dal Cinema Giorgione di Venezia, l'Assemblea dei lavoratori del Fondaco dei Tedeschi ha dichiarato lo stato d'agitazione e se non arriveranno segnali d'apertura dalla proprietà non si escludono gli scioperi. Considerando l'indotto ci sono 339 posti di lavoro per i quali se non si farà avanti una nuova proprietà è iniziato un conto alla rovescia che terminerà il 30 aprile. Donne e uomini, giovani che si stanno costruendo una vita e meno giovani a cui magari manca poco la pensione. Lo stato di agitazione per oggi che l'Assemblea ha deciso significa dire all'azienda non abbiamo accettato quello che hai portato al tavolo, aspettiamo le nostre proposte che sono quelle di raddoppiare quello che avevi proposto al tavolo e dire ai lavoratori che siamo in una situazione di crisi e i lavoratori sono stanchi di dire lavoriamo senza avere la preoccupazione del licenziamento. All'assemblea erano presenti CGIL e Cislewil. L'interlocutore è un colosso con sede a Hong Kong, il gruppo DFS è una società specializzata in travel retail, vale a dire negozi e ristoranti in stazioni ed aeroporti o in generale in luoghi di passaggio. DFS è controllata da LVMH, multinazionale con sede a Parigi, che a sua volta controlla quasi 2/3 del mercato della moda e del lusso a livello globale. Noi chiediamo che ci sia un giusto adeguamento degli stipendi, cioè chiediamo qualcosa a queste persone perché hanno lavorato chi 9, chi 7, chi 3 anni e giustamente queste persone vengono assunte e poi sbattute fuori perché l'impresa decide di andarsene. Non è così che si fa e quindi noi abbiamo deciso al tavolo di proporre
nonostante anche il percorso per quanto riguarda la cassa integrazione, di proporre anche delle mensilità aggiuntive per le persone che verranno lasciate a casa. La lotta paga così 250 lavoratori in appalto alla centrale Enel di Fusina, che dopo il corteo di ieri lungo la Romea e i complessivi 3 giorni di mobilitazione a oltranza hanno avuto le sperate rassicurazioni. Riceveranno lo stipendio di novembre e la 13ª. Una nuova legge presentata alla Camera da Fratelli d'Italia che nasce qui a Nord-Est. Riguarda la chiusura di supermercati e altre attività durante le feste, Natale compreso. Sentiamo. È giusto che il supermercato sia chiuso a Natale o nelle feste comandate perché i lavoratori possono restare a casa con le proprie famiglie? Per me sì, assolutamente. Supermercati e negozi chiusi a Capodanno, Pasqua, Primo Maggio, Ferragosto e soprattutto a Natale e Santo Stefano per consentire a chi lavora di curare interessi personali, familiari, religiosi e culturali. È l'ultima proposta di legge di Fratelli d'Italia che nasce qui a Nord-Est. Sì, ha senso, le feste passarle in famiglia oggettivamente è una buona cosa. Per me sarebbe giusto rimanere a casa i giorni di festa, poi chiaramente dipende dal tipo di attività che ognuno fa. Ho avuto un'esperienza di andare a Natale a Londra e è tutto chiuso, non trova taxi, non trova nessuno. Basta con i turni di lavoro mentre tutti gli altri festeggiano. Per gli imprenditori che non dovessero rispettare questa regola previste multe anche di 12.000 euro. Dipende dal tipo di attività, oggettivamente se c'è un'attività che è essenziale è giusto che rimanga aperta. Escluse dall'obbligo di chiusura domenicale e festiva alcune tipologie di attività, tra le quali rivendite di alimenti, bevande, generi di monopolio, le aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali e le rivendite di giornali, solo per citarne alcune. La proposta di legge va a modificare l'articolo 31 del decreto legge del 6 dicembre 2011, il cosiddetto decreto Salva Italia del governo Monti. E per Natale cosa farai tu? Lavorerai o sarai a casa? Lavoro. Ah, che lavoro fai se posso chiedere? Capostazione. No, io sono fortunata, sono a casa di riposo, quindi però sì, avrei dovuto lavorare, lavoro su turni, quindi... Quindi forse il prossimo provvedimento potrebbe riguardare anche voi? No, anche io lavoro per i trasporti aeroporto, quindi servizi essenziali, dunque nulla. No, non lavoro a Natale, assolutamente. La cronaca, auto danneggiate, nuovi furti lungo il Salese nella notte tra Mira, Pianiga e Cazzago. La disperazione di una famiglia la cui unica auto, la vedete, completamente distrutta dai ladri, è quella che viene utilizzata per una persona con gravi disabilità. Da oggi il comune di Santa Maria di Sala è commissariato fino alle prossime elezioni. Sentiamo il servizio. Il comune di Santa Maria di Sala ha commissariato. Il prefetto di Venezia, Darco Pellos, ha avviato le procedure per lo scioglimento del Consiglio Comunale, disponendone la sospensione. E Paola De Palma, il viceprefetto in quiescenza appena nominato, il nuovo commissario, che ha la gestione dell'ente con i poteri del sindaco fino alle prossime elezioni. La sindaca Natascia Rocchi, da noi contattata al telefono, ha spiegato che prima di dire cos'è accaduto aspetta il confronto con lo stesso commissario. Martedì 17 la caduta di giunta con 8 consiglieri di maggioranza e 1 all'opposizione che avevano sfiduciato la sindaca vista, dicono, la crescente impossibilità di svolgere un ruolo attivo nell'amministrazione e il clima di completa assenza di confronto e di dialogo. È la seconda volta nell'arco di pochi anni che il comune di Santa Maria di Sala viene commissariato. In precedenza era accaduto in seguito allo scandalo tangenti dell'ex sindaco Nicola Fragomeni e per cui nel 2022 ci fu la corsa alla poltrona di primo cittadino della Rocchi, ora sfiduciata. La famiglia di Alex Marangon ha annunciato per sabato mattina un sit-in davanti al Tribunale di Treviso, sede della Procura. Ci troveremo alle 10:13, ha annunciato Papaluca, nel gruppo creato per chiedere verità e giustizia per Alex Marangon, ringraziando tutti coloro che vorranno unirsi per sopportarci e sostenerci. L'obiettivo è quello di tenere alta l'attenzione sulla morte del barista 25enne di Marcon, trovato morto sul fiume Piave dopo aver partecipato a un raduno sciamanico a fine giugno all'abbazia di Santa Bona a Vidor. Per quel caso è aperto un fascicolo per omicidio volontario.
A Marghera ora non si placa la polemica attorno al concerto del trapper Niki Savage, è intervenuta anche l'eurodeputata Elena Donazzan. Anche l'eurodeputata veneta Elena Donazzan d'accordo con la Fondazione Feste e con quanti si dicono contrari all'esibizione di Niki Savage domenica all'R-City di Mestre, esibizione che va assolutamente bloccata al pari dei testi di questi trapper. L'appello. Certo non fermeremo questa musica perché nei canali i nostri figli, i nostri nipoti l'acquistano, però chiedo ai genitori di vigilare, chiedo agli insegnanti di farli riflettere, chiedo a tutti noi di dare un messaggio chiaro, e per chi decide di invece mantenere questi concerti si assume anche la responsabilità di veicolare momenti che non sono educativi ma sono il contrario. Allora io mi metto nei panni di un genitore. Tanti mi hanno scritto in queste settimane, un po' per solidarietà, per le minacce che mi sono state fatte. Io non ho paura di quelle minacce, evidentemente sono molto convinta di quello che dico e penso di non dover avere paura, però i genitori che mi hanno chiamato mi hanno detto ci aiuti in questa battaglia e noi siamo qui per farlo. Questa mattina il patriarca Francesco ha voluto celebrare una messa di Natale con i detenuti del carcere di Santa Maria Maggiore a Venezia. È stato un momento di incontro molto toccante e significativo. Vediamo. Una fabbrica, l'ospedale e le carceri in questi giorni che ci separano dal Natale, il patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, ha voluto portare con il cuore la gioia e la speranza del Natale nei luoghi di marginalità e di maggior bisogno della città. Questa mattina ha celebrato l'Eucaristia nella casa circondariale di Santa Maria Maggiore a Venezia. Quella di stamattina per Monsignor Moraglia, insieme al cappellano del carcere, Don Massimo Cadamuro, è stato un momento di alta condivisione. Siamo chiamati a fare un po' una sintesi sull'uomo, sulla concretezza dell'uomo, sul fatto che l'uomo è al di là della posizione che occupa. Noi dovremmo riuscire ad abitare a Natale un po' queste realtà, perché queste realtà ci dicono veramente il senso di quello che è un camminare insieme. E un segno forte e concreto di speranza è anche il nuovo progetto di lavoro inclusivo realizzato dall'Ustrea Serenissima con l'amministrazione penitenziaria, benedetto dal Patriarca e annunciato come una luce in imminenza del Natale. Alcuni detenuti già da 10 giorni lavorano regolarmente assunti da una cooperativa, rispondendo al telefono alle richieste e raccogliendo le prenotazioni per appuntamenti e visite mediche che arrivano dagli utenti al centro unico di prenotazione dell'URSS Serenissima. È un progetto che è nato come spesso capita, dalla convergenza tra le varie istituzioni. L'istituzione carceraria ci ha chiesto di mettere a disposizione qualche opportunità e naturalmente il CUP è un'opportunità facilmente praticabile perché si lavora da remoto. Unità di lavoro in più per i detenuti che come anche sta avvenendo in altre realtà come Padova potranno dare un servizio alla collettività attraverso il CUP, il Centro Unico di Prenotazione. Si avvicina il Natale in cui la città segna già un tutto prenotato e gli albergatori veneziani puntano anche su Capodanno. La città appunto prenotata già a Natale si veste di nuovo e attende il tutto esaurito per il veglione di fine anno. Per Venezia i giorni delle festività natalizie sono sempre stati un periodo dal punto di vista delle presenze turistiche non di altissima stagione. Comunque turisti e ospiti arriveranno in città da ogni parte del mondo già a partire da questo fine settimana. Irrinunciabile un passaggio in piazza San Marco e una foto vicino all'albero di Natale tutto illuminato. Il direttore dell'Associazione Veneziana Albergatori Claudio Scarpa racconta cosa ci dobbiamo aspettare dagli arrivi in città. Ci aspettiamo invece un aumento delle prenotazioni nel periodo che va dal 28 di dicembre fino al 3-4 gennaio, dovuto al Capodanno, perché Venezia è una delle grandi capitali del festeggiamento dell'anno nuovo.
Il brindisi natalizio è anche occasione, come di consueto, di tirare le somme sull'andamento del 2024 che si sta concludendo. È stato un anno estremamente positivo, fatturati elevati, presenze in aumento, ma dall'altro lato possiamo anche dire che è positivo perché i progetti alberghieri che sono nati in questo periodo volgono tutti verso la qualità. Gli alberghi a 3 stelle passano a 4, quelli a 4 passano a 5, con una diminuzione delle stanze, con una diminuzione dei posti letto. L'indotto procurato dagli hotel resta tutto in città, ricorda Scarpa. È un po' il nostro contributo alla battaglia contro l'overtourism, nel senso che noi cerchiamo di diminuire il numero dei clienti aumentando il fatturato e quindi questo va tutto a beneficio della città, ricordando che l'indotto degli alberghi rimane tutto qui sul territorio e quindi è evidente che maggiore il fatturato degli hotel, maggiore la ricchezza che producono, maggiore la ricchezza che viene spalmata sul territorio. E ora in chiusura vi lasciamo alla rubrica Il tuo presepe. Con queste immagini ci salutiamo, grazie per essere stati in nostra compagnia a tutti, l'augurio di una buona serata, arrivederci.